chiamiamo sistemi orari, quanto nel corso della storia presso i vari popoli si sono succeduti e accavallati diversi sistemi di misura nel tempo. Così è stato anche per il Friuli. Il Friuli è sempre stato una terra di continuo e ininterrotto passaggio degli insetti cacciati dai Romani, questi dei Barbari, poi dagli Ungari, dei Turchi, dei Veneziani, francesi, fino all'arrivo in Italia nel scorso secolo dei tedeschi presso le Friuli della Provincia. Per questo, la cultura del popolo friulano è una sintesi tra quella romana e le culture germaniche. Ogni sistema di misura del tempo di tipi di ora, in uso nel passato, in Friuli, hanno subito l'influsso e l'imposizione di questi popoli invasori europei. L'elettronico visualizza la professione secondo punto, tenendo conto del brutale errore estiva, in vigore, l'altezza sull'orizzonte, evidentemente sarà relativa di notte, varia solitamente da 20 a 70. L'azimut solitamente considerato da sud, che giustamente in questo istante non vediamo sul video, però sappiamo giustamente verso est, perché solo non superato il gradi di questa vita. L'organizzazione sul piano dell'equatore che è positiva come è stato nei precedenti equatori, positiva in primavera e in estate, che sarà massima con 23 gradi e 45 centesimi a sostituzione del congegno. Poi c'è l'equazione del tempo, oggi è di segno negativo, perché il sole vero in anticipo sul sole medio, da un giorno all'altro sappiamo che può subire una variazione massima di circa 20 secondi. Lo strumento digitale che non vediamo purtroppo dà anche la lunghezza dell'ombra orizzontale del mio monitor. Siamo già passati alla terza. Poi il programma DOS. L'orologio digitale fornisce anche lavorazione di longitudine, che è la differenza tra l'ora media del fuso e l'ora media locale. Pare 4 minuti di tempo per ogni grado di longitudine a ovest del meridiano dell'Etna, tenendo presente che il Sole impiega circa 5 minuti per attraversare il cielo dall'orizzonte. La correzione dell'inflazione atmosferica viene visualizzata sempre da questo programma digitale, che causa dell'anticipo dell'alba e un ritardo del tramonto di qualche minuto. Viene considerato solitamente tutto il programma di calcolo un valore medio, perché il calcolo è piuttosto complesso, dipendente dalle effettive condizioni atmosferiche, che non è facile rilevare completamente, comunque è abbastanza poco incisivo nei calcoli numerici. Da anche istante per istante, il mezzogiorno quello locale, un'ora di tempo medio dell'ora centrale, cioè quando il sole passa dalla locale, dall'ora della meridiana per vedere l'ora rotante, che segnerebbe qualunque orologio solare a tempo della locale, ed è ottenibile dall'ora locale corretta per effetto della differenza di longitudine, delle funzioni del tempo e della rotazione atmosferica. Questa è la posizione del limite del sole a mezzogiorno in Friuli, quando riguarda la latitudine media di quella percentuale. Abbiamo un valore più basso per il 20,5 gradi a sostituire l'inverno, il massimo è 67,5 gradi. Questa è la definizione. Questa è la declinazione solare. La declinazione solare, abbiamo già detto in precedenza. Questa è la formazione della malema nel cielo di Rieno. Sappiamo che il Sole anticipa o ritarda a seconda del giorno dell'anno. Questo è il
l'evoluzione nel tempo, l'equazione del tempo, quindi è stata la forma pilota, e poi si diventa questa è diciamo, l'analema che si immagina realizzare sul portale di ingresso al cortile della Meridiana. Qui è la porzione del cortile per il Friuli, vediamo per Trieste le 5 minuti e per Ovenone e 9 minuti. Vediamo che piega il sole per percorrere la prima circa 5 minuti. Un'unica scienza della Meridiana che studi gli strumenti di misura del tempo basato sul ciclo del Sole riconosce tre momenti fondamentali della giornata, appunto di cui funzionamento del solare. Il mezzogiorno, l'alba e il tramonto. Il mezzogiorno solare, sappiamo tutti cos'è, è l'istante in cui il Sole, alla massima altezza sull'orizzonte, produce l'onda orizzontale più corta che può essere misurata anche con strumenti semplici. Mentre l'alba e il tramonto sono gli unici momenti direttamente percepibili dei nostri sensi senza bisogno di strumenti. In questi istanti il Sole appare e scompare dall'orizzonte. L'orologio digitale fornisce le ore mezzogiorno e tramonto e per il disco solare al suo centro, ma anche conto dell'effetto della lamina trascurabile della rifrazione atmosferica. Abbiamo che mezzogiorno è l'istante da alba e tramonto che sta a dedicare l'istante medio del giorno di luce. La mezzanotte invece è l'istante non direttamente percepibile dai nostri sensi e l'istante di un mezzogiorno solare consecutivi. Ogni sistema orario storico basato sul ciclo solare fa riferimento a uno di questi 4 momenti fondamentali del giorno solare. Parliamo ora delle ore del tempo locale, cosiddetto tempo medio dell'Europa centrale. In epoca recente la Terra è stata suddivisa in 24 fusi orari. Gruppi di stati hanno adottato all'interno della loro navigazione la loro media solare del meridiano centrale del fuso. Lo vediamo in questa posizione che passa per il meridiano centrale del fuso. Questi sistemi di misura del tempo sono tempi locali per distinguere dal tempo universale. Tempo universale è quello che riferisce invece al meridiano fondamentale di Greenwich in questo caso, lo vedremo un po' in dettaglio. L'ora locale adottata in Italia è l'Europa centrale, quindi chiamata ora di tempo medio dell'Europa centrale, IMC, perché l'ora solare media del meridiano che si trova esattamente a 15 gradi di longitudine a est di Greenwich, meridiano che cosamente passa per l'Etna. Per il resto è detto meridiano nero. La nostra latitudine, il meridiano nero si trova tra Piana e Zagara. Il Sole passa prima per il meridiano nero, dopo 5-10 minuti passa per la nostra regione e soltanto un'ora dopo per il meridiano fondamentale di Greenwich, dove percorre 15 gradi di longitudine, cioè un 24esimo dell'angolo giro, che è equivalente a dire un 24esimo del giorno solare. Vediamo ora che cos'è il tempo universale. Il tempo universale, cosiddetto, è l'ora ex-ora di Greenwich. Sui banchi di scuola, proprio simili a quelli su cui stiamo seduti adesso, abbiamo imparato a conoscere cos'è l'ora di Greenwich. Sappiamo che si è definita dall'Italia fondamentale, passando per questa località dell'Inghilterra, ed è stata datata come riferimento universale per la misura del tempo in tutto il mondo. Per questo adesso viene chiamato ora di tempo universale, sigla TU. Nella storia si sono succeduti diversi sistemi di misura delle ore. Forse il primo tipo sono appunto le ore antiche, vedete anche temporario, alcune giudaiche o temporali. Così infatti si chiamano le ore latine, usate dagli antichi romani per 8 millenni, fino al XV secolo, quando furono introdotte le ore puntuali del sistema italico. Queste ore antiche sono anche chiamate stagionali
po' visuali. Questo sistema orario fu probabilmente prodotto dai Caldei e utilizzato in tutte le dai babilonesi, dagli egiziani, dai greci e dai romani. Questo sistema, la giornata di luce, inizia all'alba e finisce al tramonto ed è divisa in 12 parti. L'ora prima è al sorgere del sole, l'ora sesta è a mezzogiorno. Si tratta di ore ineguali, perché la loro parte è più lunga d'estate che d'inverno. Si tratta di ore ineguali e il sistema orario, in quanto il sistema aveva unità locale, in un ristretto ambito territoriale. La notte, tra il tramonto e l'alba, invece, era divisa in 4 vigilie, corrispondenti al cambio della guardia dei militari. Successivamente anche il periodo giornaliero di buio fu diviso in 12 ore, la cui durata è più breve d'estate dell'inverno ovviamente. Agli equinozi le ore temporali hanno durata uguale a quella delle ore moderne. All'alba e al tramonto corrispondono le ore 0 temporali, il mezzogiorno invece alle 6 temporali. Le ore canoniche, se facciamo tornare indietro, con il declino dell'impero romano, il modo antico di misurare il tempo e di costruire degli orologi solari, in genere di pietra tonda come queste, in forma semicircolare, si dispersero. Nel Medioevo, solo nei monasteri si realizzavano meridiane generalmente su pareti, in forma semicircolare. Questi vedremo molto semplici, fiscali, applicando le ore canoniche degli eventi liturgici. La giornata di luce poteva essere suddivisa ancora in 12 parti, come per le ore antiche, oppure in 8, 6 o 4 parti, con le sole funzioni monastiche che contemplavano tra l'altro le laudi all'alba, la prima al mattino, la terza fino a metà mattino, la sesta o angelus fino a mezzogiorno, la nona fino a metà pomeriggio, la 12ª o vespero aveva via al tramonto. Sulle meridiane d'ore canoniche si trovano spesso anche indicazioni prive di sentire astronomiche come il mattutino, le ore prima dell'aurora e la conquista alla fine del crepuscolo. Su queste meridiane le linee segnano la fine di un dato periodo e non come oggi invece si usa l'inizio. Le ore canoniche ebbero validità per tutto il Medioevo, nel mondo occidentale, nell'ambito della Chiesa e per comunità circoscritte. Ore italiche, si sa che i greci, ebrei e i popoli islamici suddividevano l'intera giornata in 24 ore. Iniziavano a contare dal tramonto del sole, a Occavium Solis. Questo è un tipo di ora che oggi chiamiamo ora italia ebbe grande diffusione tra il XVI secolo e il XIX e fu adottato anche dai veneziani che lo diffusero ovunque si stabilirono e quindi anche in Friuli a partire dal 1820. Si tratta di ore di durata costantemente uguale tutto l'anno, l'inizio del computo del giorno. L'inizio del computo del giorno si ha al tramonto e invece è variabile di giorno in giorno, di località in località, perché dipende dalla stagione, dalla latitudine e dalla latitudine. Quindi anche per la S la varietà è soltanto locale e per l'uso della popolazione di un territorio geografico limitato. I primi orologi monoconici a ruotissimi iniziarono a diffondersi tra noi tra il XIV e il XV secolo erano ad ore italiche, con una equivalenza delle ore, un quadrante suddiviso in 24 spicchi uguali e con la 29ª ora disposta orizzontalmente a destra per simulare appunto l'istante del tramonto come sono meridiane e per confermare che l'orario era del tipo italico. Quando lo scarico risultava sensibile, l'orologio veniva regolato e sincronizzato con l'istante del tramonto solare. L'orologio veniva regolato e sincronizzato appunto con sulla torre del principio di dimensione che qui vediamo, per esempio, ci sono due orologi meccanici, che sono abbastanza particolari, uno a 12 ore e l'altro a 24 ore, secondo i quali
L'inizio del nuovo giorno e del computo orario avviene 2 ore dopo il tramonto del sole, quando cioè la parte, le porte di accesso al porto medievale disposte dal concilio orario vengono chiuse. Vincenzo Iopi, 1824-1900, noto medico chirurgo e direttore della biblioteca civica di Udine, che oggi porta il suo nome, noto anche come bibliografo e cercatore studioso di storia friulana, parla di questi 2 orologi usati alla germanica, cioè con l'ora d'oltralpe, quello 12 ore, e all'italica, quello 24 ore, trattandosi di zone di confine tra gli imperiali e la Repubblica di Venezia. Particolari sono anche le ore retrograde, sono tutte simili a quelle italiche normali e erano conteggiate invece a rovescio, cioè da 24 a 0, e quindi stavano a indicare le ore mancanti al tramonto successivo. Altra ora particolare sono le ore italiche da campanile, dette anche da campana, anch'esse del tutto simili alle italiche, iniziano però a essere conteggiate dalla Revaria, cioè mezz'ora dopo il tramonto, e furono usate tra il XVII e il XVIII secolo. Ore babiloniche, l'antissimo modo di computare le ore, usato dai babilonesi oltre 2500 fa, riappare da noi nel XVI secolo. Il metodo prevede la divisione dell'intera giornata in 24 ore uguali, e quel conteggio inizia e termina all'alba, a Horus Horus. Questo tipo di ore si diffuse dal nord Europa e in altre parti dell'Europa, come poi l'Ungheria e Germania, nel secolo XIV e XVII. A riguardo meritano di essere ricordate le meridiane arachne, cosiddette perché hanno un sviluppo diretto simile a una ragnatela, in quanto indicano sia le ore babiloniche che quelle italiche. Un altro tipo di ore sono le ore astronomiche o equinoziali. Fin dall'antichità gli astronomi seguivano le meridiane equatoriali o equinoziali, cosiddette perché il loro piano è parallelo al piano equatoriale terrestre, essendo inclinate di un angolo complementare alla latitudine che rende lo stilo parallelo all'asse terrestre. Dicevo che anche il greco Ipparco, nel secondo secolo a.C., fece uso di questo tipo di ore. Ciascuna ora di questo tipo individuava uno spicco di 15 grammi di ampiezza, pari alla 24ª parte della frazione terrestre giornaliera, e quindi frazione di 4 ore e 360 gradi. Le ore astronomiche sono tutte sempre di uguale durata e il loro conteggio inizia da mezzogiorno. Costituiscono il sistema orario combustibile di tutte quelle auree uguali, quali le italiche, le babiloniche e le moderne. Si fa coincidere la loro maggiore fusione con quella degli orologi meccanici intorno al XIV secolo. Siamo infine arrivati alle ore per tardi, dette anche francesi o germaniche moderne, perché l'istante del tramonto come riferimento per gli orologi meccanici è troppo vario e variabile con le stagioni di paese in paese, a partire dall'età del secolo XVIII si adottò come riferimento il mezzogiorno, istante individuale con precisione mediante la mediana. Momento questo che è fisso per tutto l'arco dell'anno e dipendente dall'altitudine. Il cambiamento del sistema orbitale da ora italica a quello locale è graduale, spesso anche costeggiato. Dal primo inizio del conteggio delle ore fu fatto coincidere un istante dell'alba nei giorni dell'equinazio, ossia ore 0 all'alba, equinoziale si chiama il giorno l'equinozio di marzo e di settembre, ore 6 a mezzogiorno, ore 12 al tramonto equinoziale e nuovamente per le ore notturne. In seguito l'evoluzione del metodo portò alle ore moderne e anche ore d'oltralpe, francesi o germaniche, un istante delle ore 12 coincidenti con il mezzogiorno, quindi ore 0 coincidenti con la mezzanotte. Dalla fine del secolo XVII il sistema orbitale di Friuli, adottato dalla Repubblica di Venezia, venne gradualmente sostituito da quello d'oltralpe, adottato sia dagli austriaci che dai napoleonici. È evidente che i sistemi orbitali e babiloniche sono più rispondenti alle esigenze della
attività legate prevalentemente alle ore di luce come l'agricoltura, l'allevamento, la silvicoltura e tutte quelle attività che si svolgono all'aperto. Il sistema Coltrati invece è più adatto al funzionamento degli orologi meccanici, i quali nei secoli scorsi sono in gran parte prodotti soprattutto Coltrate, ed è il sistema orario più rispondente alla dinamicità delle attività commerciali, industriali e allo sviluppo del traffico internazionale. Nonostante la crescente diffusione degli orologi meccanici, le mediane però non vengono ancora abbandonate, ma assorbono per diversi secoli l'importante funzione degli strumenti di rivoluzione dei nuovi segnatempo meccanici che non erano ancora sufficientemente precisi.